Prende il largo da Venezia il progetto di AIL Sognando Itaca per aiutare i pazienti con il tumore del sangue ad affrontare al meglio la loro malattia metaforicamente attraversando il mare proprio come ha fatto Ulisse. I pazienti oncoematologici si trovano ad affrontare un mare aperto e pieno di insidie, ma durante il viaggio avranno modo di conoscere nuovi territori, relazioni e sentirsi meno soli. Questo è lo scopo di Sognando Itaca, il progetto di AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, in occasione della giornata nazionale per la lotta a queste malattie. Il paziente è anche qualcos'altro, è persona, ha bisogno anche di progetti di riabilitazione che fanno sì che dopo una malattia così lunga, così difficile, così impegnativa possa riprendere se stesso, trovare la sua identità e andare avanti. La metafora di Sognando Itaca che noi portiamo avanti da 20 anni e che oggi qui da Venezia ripartiamo con un progetto che coinvolgerà tutta Italia è appunto significativa. Un progetto consolidato che quest'anno coinvolge altre 20 sezioni AIL che organizzeranno nel periodo estivo un Itaca Day, durante il quale i pazienti potranno vivere questa esperienza con medici, psicologi, volontari e i loro familiari. Entra in contatto con la natura, entra poi in stretto contatto con le persone che lo seguono all'interno dell'ospedale o l'hanno seguito se è guarito, e dà anche un senso di vicinanza, nel senso che in barca si collabora